Premio Carchinos 2018, tra un mese al via la terza edizione. Anche quest'anno non è stato facile scegliere le eccellenze agrigentine. Saranno premiati il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, Francesco Pira per il giornalismo, Stefano Castronovo per lo sport, Nino Bellomo per il teatro, i fratelli Cimino per l'imprenditoria, Daniele Magro per la musica e Sergio Criminisi per le arti figurative. Il premio speciale per il 2018 è stato assegnato al dottor Aldo Locurto per il suo impegno umanitario. La manifestazione si terrà il 15 dicembre allo spazio Temenos di Agrigento in via Pirandello. Premio Carchinos 2018, terza edizione, manca meno di un mese all'appuntamento e si continua a lavorare sodo. Eh sì, siamo all'ultimo giro di clessidra, un lavoro che dura un anno, però effettivamente negli ultimi tempi si incrementa. Un meraviglioso team che ancora una volta sta dando il massimo anche per farci scoprire tutte le eccellenze che questo territorio offre. Ricordiamo infatti che Carchinos è l'esempio, la comunicazione che vuole dare ai giovani, il messaggio che vuole trasmettere ai giovani, che anche ad Agrigento ce la possiamo fare e che anche ad Agrigento nascono delle eccellenze. Altissima la qualità quest'anno dei premiati, sono arrivate, la città ha collaborato tutta, ci sono arrivate più di 100 segnalazioni che noi abbiamo col mio team abbiamo ridotto a 35, le abbiamo consegnate, proposte anche da loro ai giurati, che hanno votato e ne sono usciti fuori questi 9, che sono veramente delle persone stupende. Carchinos gode di un premio speciale, ma possiamo considerare speciale anche il premio assegnato al questore di Agrigento, una persona straordinaria come la squadra che dirige. È veramente una persona straordinaria. Secondo me il merito principale del dottore Auriemma, del questore di Agrigento, è quello di aver valorizzato le eccellenze, per restare in tema di eccellenze, che aveva accanto. Una squadra favolosa, infatti il premio è intestato al questore e alla questura di Agrigento, perché stanno mettendo un po' di ordine là dove tutti sapevamo che non c'era proprio tutto questo ordine. Quest'anno una giuria di qualità per individuare le eccellenze. Sì, quest'anno abbiamo voluto sottolineare la trasparenza di questo premio, nominando una giuria di 26 giurati che rappresentano varie realtà della società agrigentina, presidenti di club service, presidenti di associazioni, di grosse associazioni nazionali, e personaggi e attori di questa città che ci hanno aiutato a scegliere e a votare queste eccellenze e a scoprire tutte quelle eccellenze che comunque ci sono ad Agrigento e che comunque non sempre ricordiamo, ma questa giuria di qualità ci ha consentito di alzare ancora una volta il livello e di aumentare la trasparenza. Ci saranno dei riconoscimenti particolari ad artisti? Sì, tra le novità di quest'anno ci saranno 2 menzioni speciali che saranno consegnate ad Antonio Bellanca, campione italiano BIA Couscous, e Sara Gallo e Mattias Lopilato del Centro Storico. Tra i momenti di intrattenimento segnaliamo la partecipazione della cantante argentina Elisa Donisi in arte Alicia e l'attrice Anna Grazia Montalbano.